Buonasera, le principali notizie. A Palermo ancora scossa per l'omicidio di Paolo Taormina all'Olivella. Il prefetto vieta nelle 3 zone rosse l'ingresso per 3 mesi a chi ha precedenti penali per droga e rissa. Stasera sit-in dei giovani di buona volontà voluto dall'arcivescovo Lorefice nel quartiere dello Zen. I familiari di Marianna Bello, la donna ancora dispersa nel nubifragio del 1° ottobre a Favara, rompono il silenzio e annunciano un esposto in procura. La sorella dice: vogliamo verità e giustizia. Fiaccolata a Canicattini per dire no alla violenza, resta in gravi condizioni Carola, la donna coltellata dall'ex compagno. Interrogato dal GIP, l'uomo sostiene di non ricordare nulla. A Catania le nostre telecamere sulla pista ciclabile di Librino. Il tracciato ricoperto di vegetazione attraversa anche una maxi discarica. Macari, 4ª stagione della fiction girata in provincia di Trapani. L'attrice catanese Ester Pantano, Suleima, ora è una donna più matura. Calcio, obiettivo sorpasso per il Palermo che punta al 1° posto in classifica. Domani al Barbera la super sfida sarà con il Modena. Serie C, sempre domani il Catania affronterà la capolista salernitana con la voglia di ridurre il distacco dalla vetta. Massimino verso il tutto esaurito, Toscano dice occorre la giusta lucidità. Impegni in trasferta per Siracusa e Trapani. Eccoci, buonasera. E dunque a Palermo ancora scossa per l'omicidio di Paolo Taormina all'Olivella. Il prefetto vieta nelle 3 zone rosse per 3 mesi l'ingresso a chi ha precedenti penali per droga e rissa. Stasera intanto sit-in dei giovani di buona volontà voluto dall'arcivescovo Lorefice proprio nel quartiere dello Zen. Orazio Longo. Il mercato della Vucceria, l'area Macheda Stazione e quella del Teatro Massimo. Sono queste le 3 zone rosse off limits per 3 mesi a Palermo nei confronti di chi ha precedenti penali per droga, rissa, lesioni personali, furto con strappo, rapina e altri reati specifici. A prevederlo l'ordinanza firmata dal prefetto. La misura, si legge nel provvedimento, ha la finalità di inibire nei luoghi della movida palermitana la presenza di persone già denunciate che condizionano l'ordinario svolgimento della convivenza civile. Tra le zone rosse anche quella dell'Olivella, dove nella notte tra sabato e domenica è stato ucciso il 21enne Paolo Taormina con un colpo di pistola sparatogli in testa davanti a un pub e a decine di persone. I ragazzi del quartiere Bonagia, di dove era originario Taormina, sono scesi in piazza con le fiaccole accese, mentre l'arcivescovo Lorefice riunisce i giovani di buona volontà dello Zen. Il Tribunale dei minori ha emanato un provvedimento nei confronti del 28enne Gaetano Maranzano, reo confesso dell'omicidio, impedendogli di vedere la figlia. Sul fronte delle indagini è caccia al branco. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane dello Zen è stato accompagnato da altri 7 ragazzi. Tutti sono stati ascoltati dagli inquirenti. 4 sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati, mentre continuano le perquisizioni. Una movida diversa, senza risse e sparatorie è possibile. L'esperienza che vive a Amsterdam, ecco i consigli infatti dell'ex sindaco della notte della capitale olandese, dopo la sua visita a Palermo al microfono di Lorena Dolci. Una movida diversa è possibile, basta guardare l'esempio delle altre città. Lo chiediamo a Mirik Milan, per 6 anni sindaco della notte di Amsterdam, un consigliere del primo cittadino incaricato di gestire la vita notturna della capitale olandese, dove hanno ridotto del 20% la violenza collegata all'alcol. Gestire la vita notturna è molto difficile, non c'è una bacchetta magica, ma cominciamo con l'individuare i problemi e arrivare a soluzioni condivise da tutte le parti. Non so se la nostra ricetta è applicabile a Palermo, dove sono stato recentemente. La night governance, la gestione della vita notturna, è un modo per coordinare e centralizzare meglio tutti gli strumenti a disposizione. Ad Amsterdam ci sono numerosi distretti della vita notturna. È un concetto di 50 anni fa, quello di concentrare i locali al centro storico con l'idea di poterli controllare meglio. Ma il mondo è cambiato e siamo convinti che oggi occorra distribuire la movida su tutto il territorio. L'Olanda punta anche sulle attività culturali ed artistiche. Pensiamo che se i locali sono circondati da cultura, musica, letteratura e tutti i tipi di arte, è meglio che avere solo locali che vendono alcol a basso costo. Ad Amsterdam la chiamiamo cultura della notte.
perché attrae più qualità nei frequentatori del centro. Adesso a Favara i familiari di Marianna Bello rompono il silenzio e annunciano un esposto in procura. Le ricerche intanto della donna, che lo sapete appunto è ancora dispersa dopo il naufragio del 1° ottobre, appunto le ricerche proseguono nel convogliatore di Piazza della Libertà. Sentiamo Davide Sardo. Favara, il silenzio spezzato. I familiari di Marianna Bello, la giovane travolta dall'alluvione del 1° ottobre, parlano per la prima volta pubblicamente. La sorella e il marito, accompagnati dall'avvocato Salvatore Cusumano, lanciano un appello alle istituzioni: verità e giustizia per Marianna. L'unica speranza è che Marianna torni a casa, in qualsiasi condizione essa sia. Così abbiamo anche noi un po' di pace e che la nostra vita, così messa in subbuglio, vada un pochino sulla retta via e ci porteremo con noi sto dolore. Però sappiamo dove andare a piangere mia sorella. Chiediamo solo questo, che le ricerche continuino. L'avvocato Cusumano annuncia che dopo la conclusione delle ricerche presenteranno un esposto alla Procura di Agrigento per accertare eventuali responsabilità. Credo che sia fondamentale rinvenire i responsabili di tutto ciò, capire se effettivamente l'allerta gialla era un'allerta gialla, doveva essere un'allerta rossa, e quindi capire se ci sono eventuali responsabili all'interno della protezione civile regionale, e capire poi soprattutto se negli anni il convogliatore sia stato manutenuto a regola d'arte. Intanto le ricerche continuano senza sosta, concentrate soprattutto nel convogliatore di Piazza della Libertà, nella speranza di ritrovare Marianna e far luce su questa tragedia. Interrogato dai magistrati, Paolo Passarello, il 34enne che lunedì ha accoltellato la sua ex compagna a Canicattini Bagni nel Siracusano, dice di non ricordare i particolari dell'aggressione. Intanto ieri sera c'è stata una manifestazione silenziosa contro la violenza sulle donne. Francesco Loi. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Paolo Passarello, l'uomo che lunedì scorso ha accoltellato l'ex compagna. Nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP ha detto che nella sua memoria i minuti dell'aggressione sono offuscati. Ieri è stato sottoposto ad intervento chirurgico al braccio e pertanto non era nel pieno della propria capacità. Il 34enne resta in carcere a Cavadonna, accusato di avere tentato di uccidere Carola, la donna che diceva di amare, la stessa che poco tempo fa lo aveva denunciato per minacce. Intanto Canicattini Bagni, dove si è sfiorata la tragedia, è scesa in strada per tenere accesi i riflettori sulla triste piaga della violenza sulle donne. Speriamo che da non aggiungere Carola al triste primato delle altre due canicattinesi. Siamo stanchi di assistere a queste scene. Più di 70 le donne uccise in Italia in 10 mesi. Non tutte purtroppo trovano la forza di denunciare, a volte anche accettando le scuse finte di chi le maltratta. Ma fondamentale è chiedere aiuto. Come intervenire e cosa fare di concreto? Sicuramente denunciare è la cosa fondamentale, su questo non si può prescindere perché, ripeto, la rete c'è, ci sono i CAV all'interno del territorio, ci sono i servizi sociali, ci sono le forze dell'ordine. Lo sentivate, non solo fiaccolate ma anche sentenze. Un muro sembra innalzarsi contro la violenza sulle donne e l'associazione Telefono Rosa Sicilia abbraccia e incoraggia le donne perché non restino in silenzio. Roberta Lunghi. Le fiaccolate a sostegno, un movimento culturale che tenta di spingere a partire dalle scuole per sensibilizzare i più giovani, fidanzati, compagni o mariti di domani contro la violenza nei confronti delle donne. E poi ci sono le sentenze che rafforzano il concetto che denunciare e parlare è fondamentale, come quella del Tribunale di Catania che ha inflitto 16 anni al santone Pietro Capuana, 79 anni, accusato di abusi sessuali su minorenni che, secondo la procura etnea, sono stati consumati in una comunità di ispirazione cattolica. Gli imputati dovranno anche risarcire le 14 parti civili e tra queste l'associazione antiviolenza Telefono Rosa Sicilia.
Il massimo della pena inflitta agli imputati rappresenta non soltanto un riconoscimento per le vittime che hanno avuto il coraggio di raccontare l'indicibile, ma anche per tutte quelle ragazze e quelle donne che in silenzio continuano a subire violenze, soprusi e manipolazioni. Per l'associazione antiviolenza ogni provento serve a rafforzare la sua rete di assistenza alle donne. Vogliamo rinnovare la nostra vicinanza a tutte quelle donne il cui coraggio e la cui determinazione sono state essenziali per il raggiungimento di questo risultato. Con questa sentenza vincono la verità e la giustizia e soprattutto vincono quelle donne, quelle giovani donne che, nonostante il dolore e le violenze subite, hanno deciso di non tacere. A Troina nell'Ennese, furto con spaccata del bancomat di un istituto di credito. Una banda di 10 persone è entrata in azione con un escavatore. I carabinieri hanno arrestato 3 rapinatori che facevano parte del commando. Adesso a Catania e ora vi mostriamo le condizioni della pista ciclabile fantasma di Librino. Da queste parti non c'è traccia di ciclisti ma solo incuria e degrado. Sentiamo Tonino De Mana. Dal tortuoso saliscendi di via Santa Sofia al percorso acquatico all'altezza di Faro Biscari, ai rigogliosi cespugli di Librino. Cercasi ciclisti, anche occasionali a Catania, dove la mobilità sostenibile fa a pugni con l'amara realtà di piste impraticabili e quindi impercorribili. Da queste parti andare in bici equivale ad una sfida, uscire indenni è già una vittoria. Quello che vedete è il percorso avventura attorno a Viale Moncada, dove naturalmente non c'è traccia di ciclisti e neanche di pedoni. Marciapiedi ricoperti di vegetazione spontanea, percorso ciclabile pieno di ostacoli, in curva manca un tombino, al suo posto un copertone, ed utilizzato solo da chi viene qui a scaricare rifiuti di ogni tipo. Sotto il ponte che porta agli orti urbani di Librino si assiste ad un tracciato horror con una maxi discarica di pneumatici, sanitari e spazzatura. I segni a terra non sono di bici ma di auto e furgoni che arrivano, scaricano e se ne vanno. Non le manda a dire il consigliere del 6° municipio Iannone, che sollecita interventi urgenti di pulizia e di sorveglianza. I ciclisti non si vedono perché la pista è impercorribile, sterpaglie, erba spontanea, tutti interventi che l'amministrazione non ha mai fatto. Queste tra l'altro non sono state mai inaugurate e consegnate e per questo motivo non è possibile creare un piano di manutenzione ordinaria. Sono state spese decine di migliaia di euro per la realizzazione di queste piste ciclabili e probabilmente ce ne vorranno altrettanti per ripristinarle. A Librino la pista c'è, il parcheggio per le bici pure, ma mancano i protagonisti, i ciclisti, anche occasionali. Una breve pausa, poi andremo ancora a Catania perché c'è una bella iniziativa che invece vede la messa in sicurezza e soprattutto il decoro ritornare al Parco Falcone grazie all'intervento di alcuni volontari. A Catania volontari americani di Sigonella e Rotaract bonificano il Parco Falcone, parola d'ordine, condivisione e rispetto per l'ambiente. Tonino De Mana. Prima la pulizia, poi la tinteggiatura delle panchine. Volontari americani appartenenti alla NAS, Sigonella e Rotaract, Catania Ovest, protagonisti al Parco Falcone, nel tentativo riuscito di renderlo più vivibile e quindi accogliente. Ancora una volta, iniziative di solidarietà si sostituiscono al disinteresse e all'inciviltà di quanti utilizzano la piazza per abbandonare rifiuti di ogni tipo. Siamo qui per riqualificare questo parco e renderlo più accogliente. Iniziativa gradita dai fruitori del parco. Ci hanno ringraziato per questa bellissima iniziativa di volontariato. Alla sinergica azione di bonifica hanno preso parte anche un gruppo di giovani della Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni che si sono uniti con entusiasmo ai volontari della base americana e al Rotaract. Abbiamo scelto questo parco, una bellissima struttura, per cercare di sistemarla un attimino e renderla più fruibile ai nostri cittadini. La giornata si è trasformata in un momento di condivisione e rispetto dell'ambiente, unendo culture e generazioni diverse nel segno della solidarietà e del bene comune. Adesso Macari, la fiction tutta girata in Sicilia che è giunta alla 4ª edizione. Abbiamo sentito l'attrice catanese Ester Pantano che interpreta Suleima e dice questa volta in questa serie sarà una donna più matura. Sentiamo Eva Spampinato.
Torna la manna, tratte dalle opere di Gaetano Savatteri. Tra separazioni, ritorni e colpi di scena, la manna, interpretato da Claudio Gioè, affronta una vicenda privata inaspettata e anche una piccola separazione dalla sua Suleima, la brevissima attrice catanese Ester Pantano. Torna Suleima cambiata, Suleima che continua a confermare il suo essere una donna che trova sempre il giusto compromesso senza mai sacrificare quelli che sono i suoi obiettivi e soprattutto i sacrifici che ha fatto fino ad adesso per diventare architetta. È cambiata la visione del trapanese, di quella zona, è proprio cambiato il turismo, sono successe delle cose bellissime. Un dramma che ci circonda, come quello che è successo da poco a Palermo. Questo è un po' un clima di terrore che quindi invita ancora di più le persone ad... Una breve pausa, ampio spazio poi al calcio con le squadre siciliane. Eccoci al calcio, Serie B, vigilia di campionato per il Palermo che dopo la sosta domani affronterà il Modena alla Barbera, obiettivo sorpasso, rosanero a caccia del primo posto. Marco Gullà. Sfida al vertice, sfida del gol, sfida che può dare un primo slancio verso il traguardo. Domani al Barbera, Palermo e Modena si giocano tanto, anche perché una vittoria potrebbe permettere ad entrambe di fare un ulteriore pieno di entusiasmo e fiducia. Il Renzo Barbera per l'occasione sarà tutto esaurito, non ci sono più biglietti disponibili, anche gli ultimi tagliandi a disposizione sono stati rapidamente venduti, probabilmente grazie alle previsioni meteorologiche che non prevedono più pioggia intensa come ipotizzato nei giorni precedenti. E sfida tra attaccanti, il modenese Gliozzi ha segnato 5 reti, mentre il rosanero Poyampalo ha realizzato 4 gol, decisivi e graffianti come pochi. Inzaghi però perde pezzi, dopo Bani che tornerà a metà novembre, si è fatto male anche Gyasi, l'ex Empoli ha accusato un risentimento muscolare durante un allenamento e dopo gli esami strumentali è stata riscontrata una lesione all'arto inferiore destro, tornerà anche lui tra circa un mese. Domani sulla tre quarti solito dubbio, Brunori sì o no? Ledo Aron e Palumbo però sono in grande forma e potrebbero partire dal primo minuto. A centrocampo sulla destra ci sarà Diachité al posto di Gyasi, Pierozzi arretrato in difesa assieme a Peda e Ceccaroni. Fischio d'inizio alle 15. In Serie C tutto pronto per Catania-Salernitana, al Massimino arriva la capolista del campionato, i rossazzurri il compito di fermarla e accorciare le distanze col primo posto. Un solo dubbio di formazione, ha parlato Mimmo Toscano. Sentiamo Francesco Triolo. Il big match della giornata, un duello che potrebbe estendersi al campionato. Basterebbero questi due elementi per rendere Catania-Salernitana al momento la partita delle partite. Difficile nasconderlo, in palio ci sono 3 punti pesantissimi. Ci siamo preparati bene, come ogni settimana. Abbiamo dato la stessa importanza delle altre partite, perché credo che una squadra che vuole fare un campionato ambizioso, un campionato di vertice, debba dare la stessa importanza ad ogni partita. Sul fronte formazione l'incognita principale riguarda Ciccerelli, fermatosi a Giuliano, gli esami strumentali hanno scongiurato l'eventualità di lesioni muscolari, ma il giocatore non ha potuto allenarsi a pieno regime nei giorni scorsi. Non dovesse partire dal primo minuto, il favorito per rilevarlo accanto a Lunetta è D'Ausilio. Pochi altri dubbi nel gruppo, rimasto privo di Raimo, fermato da un infortunio piuttosto serio in settimana. In difesa fiducia al terzetto formato da Ierardi, Di Gennaro e Pieraccini, così come a centrocampo Quaini va verso la conferma accanto a Di Tacchio con Casasole e Donnarumma sulle fasce. In avanti il titolare sarà forte con Caturano pronto ad entrare a partita in corso. Mi aspetto una partita molto tirata, sarà una partita molto mentale, molto nervosa. Noi ci dobbiamo arrivare con la lucidità giusta, la consapevolezza giusta, la personalità giusta, giochiamo davanti al nostro pubblico, quindi è una cosa che dobbiamo sfruttare e alimentare durante i 90 minuti. Al Massimini ha annunciato il tutto esaurito per la gara di domani alle 14:30, sold out anche la tribuna A, qualche biglietto è disponibile solo in tribuna B e tribuna Elite. Doppio impegno in trasferta per le altre siciliane di Serie C. Il Siracusa gioca domani alle 12:30 a Caserta, a seguire il Trapani a Caravaggio contro l'Atalanta Under 23. Sergio Colosi.
Il Trapani per il definitivo rilancio, il Siracusa per l'ultima chiamata. Nessuna sentenza, ma il quadro sembra delinearsi. La prima a scendere in campo all'ora di pranzo domenicale sarà il Siracusa a Caserta in una trasferta complicata per la forza dell'avversario e i limiti degli azzurri. 8 sconfitte in 9 giornate segnano la linea di una sofferenza costante e di un organico non all'altezza del campionato. La svolta può arrivare contro la Casertana, oppure il cambio di rotta sarà conseguente e non più rinviabile in una piazza in aperta contestazione. Silenzio stampa, fiducia a termine a Marco Turati e dichiarazioni a parte, società pronta ad intervenire. In Campania ballottaggio tra i 2 portieri. Se Farroni non recupera, pronto Bonucci. Tornano i lituani Sciapola e Gudelevicius. In attacco confermato Molina. Il Trapani di Cava ha ripreso a correre e insegue l'alta classifica, dove però si viaggia a ritmi alti. La squadra di Aronica cerca conferme a Caravaggio contro l'Atalanta Under 23, rilanciata dal successo di Cosenza e penalizzazione esclusa, compagna di viaggio dei Granata con gli stessi 8 punti. È la seconda trasferta consecutiva per il Trapani, che migliora la condizione fisica generale degli ex infortunati. Fiducia alla squadra del turno precedente. In attacco con Fischnaller e Grandolfo potrebbe esserci Ciuferri. Ancora panchina per Salines e Carriero. È tutto, grazie per l'ascolto e buon fine settimana.